Amici bellini, beh sì, ci vuole il video, ci vuole l'extra video, è ancora per me, è ancora notte del giorno prima, ma per voi buongiorno e godiamocela questa vittoria, godiamocela fino in fondo, cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vedete qui. Vi invito a scaricare OneFootball con il link in basso in descrizione perché fate piacere a me e perché vi tiene informati su tutte le cose del calcio. Ci sarà tanto da dire, degli approfondimenti, dei paralleli, no? Anche romantici. Noi oggi vogliamo esaltare questa squadra senza parlare di scudetto. Senza parlare di scudetto. È scudetto! No, non è scudetto perché? Perché no? Perché c'è un Milan che non si ferma più, perché noi stiamo un pochino indietro col punteggio e perché ogni volta che poi se ne parla il Napoli si apploscia e non è giusto. Invece no, noi affrontiamo la partita, parliamo della partita singola perché ogni partita fa storia a sé. Ieri ne abbiamo ampiamente parlato nella live che è stata straordinaria, se non l'avete vista vi consiglio di... sono 3 ore e 20 più o meno. È intervenuto l'ottimo Asso di Roma che ci ha messo la faccia, è intervenuto anche il buon Neschio da tifoso neutrale, ci è venuto a trovare ed è stata una live bellissima. Emozionante, piena di significati, insomma, poi anche con un pochino di problematiche a livello di gente, di haters che sono venuti a rompere, insomma, le cose. Vuol dire che il canale sta crescendo in una maniera, gli haters, ma che meraviglia, va bene, siete i benvenuti anche voi, però fate il silenzio perché mi banno, ecco, così, vabbè, il potere, Diego era contro il potere, ma io esercito il potere perché se siete idioti, siete idioti. Detto questo, a me piace fare una mini analisi tattica perché è vero che la Roma aveva un sacco di defezioni, è vero che pare che si siano squagliati al sole, però è anche vero che a me è sembrato che il Napoli, rivedendola, l'inizio era un 4-2-3-1 perché io l'ho visto a Zielinski a fianco a Mertens a fare il primo pressing, quindi quello è 4-2-3-1 in fase di non possesso con le due punte vicine. Però dopo un quarto d'ora più o meno Gattuso la rimette a posto perché mette il Diego Demme davanti alla difesa e crea il famosissimo 4-1-4-1 che è il modulo del fazzoletto di Facim, il modulo con cui abbiamo vinto la Coppa Italia l'anno scorso, è un modulo che il Napoli conosce a memoria, è il 4-3-3. Ed è così che il Napoli si trova, è più forte in fase di attacco, è più sistemato nella fase di difesa, Fabian probabilmente può dare qualcosina in più, perché lo mettiamo più vicino alla porta, faccio anche mea culpa, io avevo detto che Fabian più dietro può dare qualità alla manovra, ma più avanti può concludere, e allora, visto che il Napoli ha il problema del gol, probabilmente devi anche ragionare su questa cosa qua. L'idea di Demme in mezzo ai due trequartisti della Roma secondo me è geniale. Demme ha fatto una partita monumentale e poi ottima partita di tutto il resto della squadra che si sono veramente comportati bene dopo un inizio che, se avete visto la reazione, andatela a vedere, l'inizio che ci ha fatto gridare, che abbiamo visto un po' di timidezza, un po' di errori, ma poi il Napoli si è preso la palla e non l'ha mollata più. Primo tempo di dominio assoluto dove Insigne sblocca con un calcio di punizione alla Maradona, si può dire? Sì, si può dire, però lo diciamo perché nella serata in cui c'hai il megaschermo con Diego che ti guarda, la commozione, tutta una serie di cose particolari, quel pallone l'ha telecomandato Diego, non che Insigne non sia in grado di fare quei gol, è tutto merito suo, ma quel pallone l'ha telecomandato Diego. E quindi diciamo le cose come stanno. E inoltre anche il gol poi successivo di Petagna, mi sa di... no, di quale Petagna? Di Politano, scusatemi. Anche sono un po' stanco. Anche il gol di Politano è maradoneggiante, no? Quando se ne va in mezzo a 5 avversari e ovviamente c'è il rimpallo, c'è tutto quello che vuoi tu, ma mette comunque a sedere il portiere e di sinistro la mette in porta, è maradoneggiante. Oggi ci è permesso dirlo, poi smettiamo di fare paragoni insulsi e blasfemi. Oggi ci è permesso dirlo perché Diego ci stava guardando. Posticipo, non c'erano altre partite, Diego a chi guardava? Diego guardava al Napoli, quindi è giusto così.
Dobbiamo fare un po' di pagelle veloci. Io ho pensato di dare un 6 a Meret perché non è stato mai impegnato. Il 6 se lo merita ovviamente, qualche uscita buona, sta parlando, se parla bene, poi non ricordo parate che ha dovuto fare, una centrale su Dzeko, ma veramente poca roba. Dopodiché sale nei voti di Lorenzo con un 6,5 che mi è sembrato in palla, e insieme a Lozano insomma ha tenuto bloccato Spinazzola, che era uno dei giocatori che a me spaventava di più. Bene di Lorenzo anche il dover controllare insomma i loro trequartisti. Non era una partita facile per la difesa, perché la Roma, col ritorno di Dzeko e con gli altri trequartisti tutti in forma, era un brutto osso, e i giocatori si sono comportati bene. Menzione speciale per Manolas, che ovviamente sente la partita e si prende 7, perché oltre a essere il migliore di tutta la difesa, imponente a livello fisico eccetera eccetera, mi sono piaciuti anche dei passaggi e dei disimpegni che sappiamo essere il suo punto debole. Quindi gli diamo un bel 7 perché se lo è meritato, un mezzo voto in meno a Koulibaly 6,5 perché non è stato eccessivamente appariscente, non lo ha dovuto neanche fare, non mi è sembrato incredibile in fase di impostazione, però molto pulito, voglio dire, e magari l'ha guidata lui la difesa bene, perché quello è quello che deve fare, non deve fare uscite per forza in avanti o la famosa scivolata che strappa gli applausi. 6,5 va bene. A Mario Rui confermo anche a lui un 6,5, sprazzi di grande tecnica, lanci al bacio e un esterno che poi porta al gol, se non sbaglio a quello di Politano, non lo so, vado in difficoltà perché è tardi ed è notte ed è tardi, me la rivedrò domani, ma ovviamente bene Mario Rui, bene Mario Rui. Fabian, le dolenti note, gli diamo 6 perché il Napoli ha vinto 4-0 con la Roma e perché il suo gol è una perla, quindi 6 sale il voto, gli posso dare anche 6 più, ma non arriverà al 6,5 perché comunque ha perso palloni sanguinosi e sappiamo che sta diventando una costante e non va bene, e comunque deve sveltire un po' tutto, meglio vicino alla porta, lo possiamo dire oggi, e che faccia, forse non avere il codino col capello sciolto forse è meglio, diciamo così. 6. Demme si piglia 7,5 e nessuno nei commenti mi possa contestare questa cosa qua. 7,5 monumentale Diego Demme, perché schermo davanti alla difesa, proposizione, si veniva a pigliare il pallone e anche col fazzoletto riusciva a smistare bene, qualche lancio, passaggi semplici, quello deve fare il centrale del 4-3-3. Sì, con Demme a rizzo, poi ritorna, lo mettiamo mezzala, con Demme a rizzo nel 4-3-3. Zielinski gli possiamo dare 6,5 o anche 7, me lo dite voi nei commenti. Strappi, tecnica, i controlli orientati, bene, questo è lo Zielinski che vogliamo vedere tutte le settimane. E darei un 7 anche a Lozano, perché non ha segnato sì, però è stato molto pericoloso nel primo tempo, scappava alle spalle, ha tenuto impegnato Spinazzola anche lui, qualche tiro, alcuni centrali poteva far meglio, però mi è piaciuto tanto, che poi lascia spazio a un Politano che si prende anche lui 7, quel poco che ha fatto è stato impreziosito poi dal gol. Politano cuore Roma, si prende 7. Mertens 6,5, arriva il gol, anche lui ci teneva tanto, ancora non il brillantissimo Mertens che conosciamo, chissà se questo è lo standard quest'anno, però comunque è lì pronto a riprendere una respinta non particolarmente felice di Mirante, sta là, è il ruolo di punta, è quello che deve fare, poi ci ha provato anche altre volte. Mertens 6,5, ad Insigne io do 8, perché nelle partite importanti Insigne si prende la squadra in mano, lo ha fatto stasera era una partita importante per troppi motivi, perché se avesse vinto la Roma noi saremmo sprofondati in una depressione incredibile, perché la classifica si allungava, invece noi rimaniamo là, la sblocca lui, gioca bene, ispira, il gesto per la dedica a Maradona, ovviamente lo vedete, lui segna un gol straordinario ma non sorride, non ride,
è provato. Io nella reazione ho pianto perché Insigne era provato ed era emozionatissimo dalla cosa, quindi è lì che lui mi trasmette quell'emozione e io la lascio andare, perché in quel momento è così. A Gattuso diamo un 7 che ha capito che era il momento di tornare al 4-3-3, l'ha fatto bene, la formazione è logica, i cambi sono logici, si è messo Fonseca in tasca. Ora si potrà parlare per sempre, ma la Roma non è scesa in campo. Ok, ma è possibile che ogni volta che il Napoli fa una grande prestazione gli avversari non scendono in campo? Prendiamoci un pochino di gioia una volta e di meriti che abbiamo, perché altrimenti 4-0 alla Roma non lo fai. E Gattuso si prende i meriti di aver capito quando era il momento di cambiare modulo e di tornare al 4-3-3. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Vi invito a iscrivervi al canale Telegram, a seguire tutti i video, perché questa settimana facciamo l'estrazione della prima giveaway. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solido, non mi ricordo.